A me non mi è piaciuto mai giocare ai kite, e forse capivo perché. Poteva avere 7 anni, era ma casa di mia nonna con tutti i parenti e i grandi stavano giocando a 7 e mezzo e volevo giocare pure io, allora vendevo un me pace. Mi infilavo in mano un sacchetto e ne uscivo 300 lire, un gettone e due muniti di 50 lire. Ci se voglio giocare pure io, ma mio padre giustamente mi torna e mi disse no, non so così i picciriti. E poi non si gioca che i piccoli, perché noi cresciamo con questa cosa che non si gioca che i piccoli, ma andando in stesso ambiente, nella stessa casa, nella stessa piazza, in Tanagnone c'era sempre un tavolo con un tappeto videre poker e frate e cognate che giocavano a poker per tutta la nottata sotto una cappa di fumo solida, che non si muoveva più, ma no, cioè, l'educazione è importante, se non c'è il tuo punto. Comunque, tornando al discorso principale, ci disse, papà voglio giocare, mi ci sa mignata, e che ad un certo punto meschino sfinito, mi tornò e mi disse, va bene figlio mio, gioca con mia, però ti stai abbattendo, sa buscamo, pidemi i piccioli. Non capisco a buscare. Io, assettato con me pace, farei in mente lo tavolo di grande, ma come può buscare? Allora ne esce la prima gaita, un cavallo. E mi padre disse, gaita, un 6, 6 e mezzo, e mi padre disse, mi so di 600 lire, 300 lire, 300 lire. E io nella metezza già pensavo ai 600 lire che mi avesse messo un sacchietta. O io in Europa mi avesse accattato un bello paghetto di Highlander, i patatine che tu scuzzi si ramanzi, cose esotiche. E ora arrivo in Eurobanco. Gira la prima gaetta, boom. 7 le spade, la carta l'orolore, e pensamo subito, io mi misi a fare come una taddarita che anceva come un piccino, che anceva talmente forte perché voleva i piccoli in arriere, che a dea, nisce un paghetto di alpennivera su buizza, le mie caramelle preferite. E manco chi mi potero consolare.